Bene, buongiorno a tutte e a tutti, io sono Alessandra Catena e vi do il benvenuto a questo terzo e ultimo appuntamento del ciclo di webinar Cambiamento, Parità e Inclusione, le parole per dirlo, promosso dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità e inserito nel progetto Europeo Cross. Ringrazio innanzitutto le relatrici, professoressa Laura Casella, professoressa associata di Storia Moderna e di Genere, professoressa senior del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, già presidente del CUG, che ci guiderà nell'analisi degli stereotipi di genere nella storia. E la professoressa Antonina Dattolo, professoressa associata di informatica presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, delegata del rettore per il Public Engagement di Ateneo, direttrice del CIRD, già componente del CUG, che invece ci guiderà nell'analisi degli stereotipi delle materie STEM, che ricordo ricomprendono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Ma prima di lasciare la parola alle nostre relatrici, vorrei soffermarmi su un punto che ritengo centrale e che costituisce anche la cornice di questo percorso. Se oggi ci focalizziamo sulla riduzione dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e sulla promozione dei modelli femminili in ambito STEM, lo facciamo anche in virtù di un obbligo che gli atenei italiani sono tenuti ad assolvere e questo obbligo consiste nell'adozione e nell'attuazione del Gender Equality Plan, cioè del piano di uguaglianza di genere, fortemente voluto dall'Unione Europea e al centro di una precisa strategia della Commissione Europea. Quindi il piano di uguaglianza di genere che il nostro Ateneo ha integrato nel piano delle azioni positive, che a sua volta è parte del piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-2028, prevede proprio tutta una serie di azioni, nel senso appunto dell'uguaglianza, diciamo della misure verso l'uguaglianza di genere. Questo, avere un piano di uguaglianza di genere significa che l'università, ma più in generale i datori di lavoro, sono chiamati a intervenire con azioni positive e chiamati a fare la loro parte nei confronti di un tema che è quello della parità di genere, tema che non è negoziabile, non può più essere lasciato alla sensibilità individuale, essendo un tema proprio di natura organizzativa. Quindi si tratta di una responsabilità che riguarda la cultura delle organizzazioni, qui in particolare del nostro Ateneo, nel suo complesso, quindi tutti i suoi processi, nel linguaggio, nelle prassi quotidiane, nelle decisioni. Il piano di uguaglianza di genere chiama gli Atenei ad agire su più fronti, dal sostegno alla conciliazione tra lavoro e genitorialità, all'adozione di misure di conciliazione, appunto, che possono essere quelli degli orari flessibili, la costruzione di ambienti di studio e di lavoro inclusivi, l'adozione di un linguaggio corretto dal punto di vista del genere, sia nella comunicazione interna che in quella esterna all'Ateneo. Fino, e qui arriviamo al cuore un po' del webinar di oggi, alla promozione dei modelli femminili in ambito STEM e alla riduzione dei pregiudizi e degli stereotipi di genere. Diciamo che l'Ateneo di Udine in questa frangente non parte da zero, possiamo dire che sia già a buon punto. Ricordo a questo proposito le edizioni dei convegni Donne che fanno la scienza, a cui hanno preso parte diverse studiose dei nostri dipartimenti. Pensiamo alla campagna social per le donne delle STEM presentata a marzo scorso con la professoressa Gabriela Zaharias, astrofisica dell'Università di Nova Gorica. Ma pensiamo anche ai progetti di orientamento STEM for All e ingegneria e architettura in rosa che hanno portato le nostre studentesse più giovani a toccare con mano i laboratori e le aziende del territorio. Ma richiamo anche i corsi rivolti ai studenti e a studenti e studentesse che l'Ateneo ha attivato come medicina di genere e pari opportunità e inclusione, giunto ora alla 7ª edizione, strutturato tra l'altro anche sotto una nuova veste, sotto forma di brevi interviste e a breve reso sotto forma di podcast, pensato
corso pensato per dare alle nuove generazioni gli strumenti per riconoscere e superare gli stereotipi, trattando proprio i temi legati alla parità di genere. Ma in questa direzione si è mossa anche la rassegna del Cinecug appena conclusa, quindi con le 3 proiezioni di maggio e di giugno che hanno visto questi 3 film, Il diritto di contare, La battaglia dei sessi e Joy. La rassegna ha proprio inteso indagare un momento di rottura in cui le donne hanno smesso di essere destinatarie di spiegazioni non richieste, il cosiddetto mansplaining, per farsi invece promotrici della propria realtà. E quindi da contesti diversi che vanno dagli uffici della NASA ai campi di tennis fino alle sfide dell'imprenditoria domestica, le protagoniste di questi film hanno esercitato il potere di rappresentare, di autorappresentarsi, opponendosi a una narrazione esterna che tante volte ne ha distorto o silenziato l'esperienza e talvolta aggiungerei l'esistenza. Il tema di oggi si inserisce in questo percorso e raccoglie il filo del webinar precedente tenuto dal professor Crescentini e dalla professoressa Mazzanti e dedicato all'equilibrio vita-lavoro e tutela della persona che lavora. Questo perché la cultura organizzativa che intendiamo costruire è una cultura che tiene insieme la persona e i suoi tempi di vita, le sue possibilità professionali, senza che il genere ne debba costituire o ne possa costituire un limite. Per questo motivo sono particolarmente lieta di introdurre le nostre relatrici, professoresse Casella e Dattolo, che ci guideranno nell'analisi degli stereotipi di genere e nella promozione dei modelli femminili nelle materie STEM, un tema che, come ricorderemo, vede ancora oggi le donne fortemente sottorappresentate tra i laureati in queste discipline nel nostro paese. Ricordo che le registrazioni del presente ciclo di seminari, ma anche dei seminari delle edizioni precedenti, sono disponibili su Play Uniwood per chi vorrà recuperarle o rivederle. Quindi ringrazio fin da ora la Presidente, la Presidente del CUG, professoressa Laura Zanin, e tutti i componenti del CUG per il lavoro svolto e cedo la parola alla professoressa Casella. Grazie. Molte grazie, grazie per questo invito e grazie ad Alessandra Catena per aver costruito la cornice dentro la quale questo genere di iniziative si colloca e aver ricordato anche tutti gli altri passi che l'Università di Udine negli ultimi anni ha fatto in questa direzione. Grazie a Laura Zanin che appunto continua un lavoro importante che è stato fatto anche in questa direzione con le precedenti, diciamo così, le precedenti commissioni CUC. Allora, vengo al mio tema, condivido un PowerPoint, qualche veloce, però credo utile, parola su il significato di questo termine stereotipo. Dicevo una piccolissima così anticipazione un po' generale, teorica, prima di entrare nel vivo della questione degli stereotipi di genere e di come si sono, come dire, affermati nel corso della storia. È ben evidente che io non potrò farlo in maniera esaustiva e ampia, ma toccherò soltanto alcuni punti in maniera diciamo arbitraria, alcune declinazioni in maniera arbitraria, avrei potuto usarne anche altre, ma ho scelto questa. Allora, la parola stereotipo nasce nel mondo della tipografia di fine Settecento e questo prima di diventare un concetto importante per
per la psicologia, per la cultura, per la storia sociale. È un termine tecnico, un incisore e stampatore francese brevetta un metodo di stampa per ottenere una composizione tipografica fissa, dunque fissa, diciamo così, rigidamente una pagina in modo da poterla riprodurre con più facilità senza doverla ricomporre ogni volta, e la chiama stereotipia, unendo due parole greche, stereos, rigido, e typos, tipologia. Quindi questa è l'origine, l'idea di una impronta rigida, cosa importante per capire poi come questo termine passi dalla definizione tecnica alla metafora, al concetto che si forma in forma appunto metaforica nelle scienze sociali. Nel 1922 un giornalista e politologo statunitense, Walter Lippmann, in un volume molto importante e famoso, in un saggio che è un classico degli studi internazionali sulla comunicazione, utilizza questa metafora della matrice tipografica fissa per descrivere le immagini mentali rigide, semplificate, che le persone si fanno e che si fanno, diciamo, nella loro conoscenza della realtà e che usano per catalogare la realtà, le altre persone, e come lastre di metallo fisso, diciamo, riproducono in questo modo. Ecco, in qualche modo l'analisi di Lippmann ricostruisce come i messaggi provenienti dall'esterno, e a seguire, dicevo, la comprensione, il racconto della realtà, siano influenzati da scenari mentali che ciascuno di noi ha in forma preconcetta. Ecco, che cos'è uno stereotipo di genere? Una volta che abbiamo capito che lo stereotipo è un'immagine fissa e rigida. Uno stereotipo di genere è un insieme di, vediamo se facendo così, ecco, un insieme di convinzioni e di aspettative rigide, dicevamo, preconcette, generalizzate, che riguardano i ruoli, i comportamenti, le caratteristiche psicologiche che gli uomini e le donne dovrebbero in questa immagine avere in base al loro sesso biologico, ma non è così che funziona, perché a differenza del sesso biologico, il genere è una costruzione culturale, una costruzione socio-culturale. Quindi gli stereotipi si formano con la socializzazione, fin dalla prima infanzia, attraverso l'educazione familiare, l'educazione scolastica, i contesti di socializzazione più ampi, i media. Ovviamente i bambini interiorizzano precocemente modelli che li accompagnano poi nella crescita, e non occorre dire che per questa via vengono assegnati dei ruoli predefiniti che hanno, come dire, la caratteristica di limitare le espressioni individuali e anche le opportunità personali e professionali. La stereotipizzazione è, di genere in particolare, una forma di limitazione dello sviluppo dei talenti, delle abilità di ciascuno, delle loro esperienze nell'ambito dell'istruzione e della professione, dunque delle loro opportunità di vita. E in particolare gli stereotipi sulle donne sono il prodotto, ma anche la causa di atteggiamenti, valori, norme, pregiudizi profondamente radicati nella storia, e che hanno sempre, pur nella loro evoluzione, nella loro declinazione, nei loro cambiamenti, l'obiettivo di mantenere le relazioni asimmetriche, cioè riprodurre l'asimmetria delle relazioni di potere che storicamente vedono prevalere gli uomini sulle donne nello sviluppo sociale, culturale, economico. Ecco. E dunque questi stereotipi di genere che abbiamo detto non sono delle verità biologiche, ma sono delle costruzioni socioculturali che si stratificano nel tempo, e che quindi è importante proprio per questo determinare storicamente
e agiscono attraverso linguaggi, costumi, leggi, istituzioni, quindi attraverso forme più o meno istituzionalizzate. Ma sempre con, diciamo, l'obiettivo di riprodurre, di mantenere queste asimmetrie di potere e di divisioni, diciamo così, gerarchiche in qualche modo. Pensiamo ad esempio al campo del lavoro, che è uno degli esempi che vi voglio fare, proprio a partire dai ruoli economico-sociali, delle identità lavorative. Questo sto cercando di... Ecco. Prendiamo soltanto questi due termini, che sono due termini molto usati, breadwinner e caregiver. Questo termine, il primo dei due, significa proprio molto semplicemente colui che porta a casa il pane, cioè che guadagna il pane, e identifica una persona che all'interno del nucleo familiare assicura la principale o a volte l'unica fonte di reddito attraverso il proprio lavoro. Ecco, il legame con gli stereotipi di genere. Breadwinner dal Novecento è implicito che sia male breadwinner, un uomo procacciatore di reddito che ha il ruolo di mantenere lavorando fuori casa la famiglia, che è attivo nella sfera pubblica, mentre dall'altro lato la donna ha un ruolo di creativa, cioè di colei che dà cura, dà assistenza, che si occupa della casa, dei figli, dei genitori, della gestione domestica, l'angelo del focolare. Potremmo, come dire, allungare, e non si può fare perché i tempi sono stretti, tutte queste riflessioni, ricordando anche proprio molti modi di dire o immagini stereotipate che ancora risalgono con le loro radici all'indietro, pensate, fin dall'idea dell'uomo cacciatore, dell'uomo che procaccia il cibo, e della donna appunto che rappresenta l'angelo del focolare. È evidente che l'evoluzione moderna è notevolmente migliorata dal punto di vista di questa asimmetria, che noi abbiamo famiglie moderne basate, come si dice, dual earner, cioè su due soggetti che costituiscono, diciamo, con il loro lavoro fonte di reddito, entrambi i partner contribuiscono al bilancio familiare, quindi non c'è più un breadwinner unico, e che molto spesso accade anche oggi che breadwinner sia in una coppia la donna, cioè quella che guadagna più del partner. Mi piace ricordare una inchiesta televisiva del 1959 condotta da Ugo Zatterin e Giovanni Salvi, che si intitolava La donna che lavora. 8 puntate che servivano a mostrare qual era il ruolo femminile e qual era il contributo delle donne al paese Italia negli anni del boom economico post guerra. Ecco, le donne in quel momento erano 6.300.000 quelle che lavoravano, molte meno di quelle di altri paesi europei. Ma quello che, se volete, queste 8 puntate sono su Rai Play e sono veramente un documento storico molto interessante, quello che colpisce è il genere del lavoro che queste donne fanno. Sono assistenti sociali, sono terapiste, sono hostess, continuano dunque a svolgere, o perlomeno questo è quello che viene raccontato, compiti lavorativi e professionali che insistono, sono tagliati sulla innata, presunta innata propensione alla cura e all'assistenza delle donne. Ma se noi torniamo indietro nei secoli, e a questo serve, diciamo, anche la profondità storica, le donne non hanno svolto solo compiti di cura e di assistenza nell'ambito domestico, fuori dalla sfera pubblica o nella sfera pubblica, ma sempre con mansioni di questo tipo. Le donne hanno sempre lavorato, svolgendo anche facendo altri mestieri, hanno lavorato nelle città,
qui vi ho messo alcuni studi recenti perché sono davvero, costituiscono un terreno di ricerca per le storiche e gli storici molto recente, sono libri usciti negli ultimi 10 anni, più o meno, ecco. E mostrano come le donne avessero sempre lavorato nelle città, nelle botteghe artigiane, nelle manifatture, nelle campagne, non solo le contadine, ma anche le donne dei ceti elevati, delle elite, le nobildonne erano capaci di gestire rendite, per esempio, terriere molto importanti, di organizzare il lavoro nelle campagne, di conoscere i prezzi dei beni, i canali di commercializzazione di questi beni. Ecco, allora, questi stereotipi cominciano ad essere sgretolati. La donna ha fatto sempre, oltre ai compiti di cura e ai compiti domestici, molti altri mestieri. Bisogna anche dire che se noi guardiamo bene, dal Medioevo in poi, dobbiamo constatare nell'ultimo secolo, o un po' di più negli ultimi 2 secoli, insomma nell'età contemporanea, una progressiva femminilizzazione di alcuni compiti che noi oggi immaginiamo come compiti soprattutto femminili, ma una volta non era così. La servitù era servitù maschile e servitù femminile. L'insegnamento fino a larga parte dell'Ottocento, le scuole erano tenute esclusivamente da uomini, gli insegnanti erano uomini. Il lavoro tessile era un lavoro sia maschile che femminile. Tutt'oggi in India, se voi pensate, una larga parte del lavoro tessile di ricamo è assegnato, quando anche più complesso, agli uomini. Quindi la storia e la geografia aiutano, nel momento in cui le conosciamo e le padroneggiamo, a ridefinire stereotipi che non reggono più. Abbastanza velocemente passo a un altro argomento che ugualmente ha, come dire, goduto di forte e limitante stereotipizzazione, il rapporto tra donne e scienza. Antonina Dattolo ne parlerà con grande competenza dopo, ma come siamo arrivati qui e quali sono, ce lo dirà lei forse, appunto, i problemi ancora da affrontare oggi. L'11 febbraio, lo sapete, si celebra ogni anno la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza ed è stata istituita dalle Nazioni Unite nel dicembre 2015. Quindi anche questo dà l'idea di come molto recentemente si sia arrivati a una consapevolezza. Nel passato, dicevo, gli stereotipi legati a donne e scienza posavano su condizioni e convinzioni pseudoscientifiche e su, come dire, assetti giuridici che servivano a mantenere quelle asimmetrie che la società patriarcale ha sempre avuto. Come è stata costruita questa inferiorità? È stata costruita sulla base di quello che la medicina e le scienze mediche dicevano, cioè a partire dalla teoria degli umori di Ippocrate, poi ampliata da Galeno, le donne venivano identificate appunto con una natura fredda e umida, mentre l'uomo era caldo e secco. Caldo e secco, questa polarità era quella che, come dire, definiva la sfera razionale pubblica e la sfera delle emozioni e della intimità, in cui appunto i due soggetti venivano rispettivamente collocati. Allora, da questa sua natura la donna derivava, secondo appunto gli studi, molte caratteristiche: la mancanza di fermezza, era fluida, era passiva e pigra, questa carenza di calore che era invece il motore del coraggio, il motore dell'azione e che quindi guidava la vita degli uomini, condannava la donna a una
timidezza, a una sottomissione, a una necessità di protezione che ritorna nel diritto. A partire dal diritto romano si parla per tutto il Medioevo e l'età moderna di imbecillitas sexus o di fragilitas sexus, cioè principi giuridici che nascono dalla filosofia e dunque anche dalle scienze, originati, pensati nell'ambito del diritto romano e poi, diciamo così, entrati nei sistemi giuridici che al diritto romano si informano, dunque tutti per quanto riguarda il Medioevo e l'età moderna, e servivano a giustificare l'incapacità giuridica e dunque anche la limitazione dei diritti delle donne. Ecco, erano definite deboli, erano definite bisognose di tutela e dunque di controllo, avevano dei diritti limitati. Allora, questa condizione da un lato di debolezza e dall'altro di irrazionalità ha tenuto a lungo il campo anche per quanto riguarda gli studi e le teorie che riguardavano la formazione delle donne, cioè le donne non erano fatte per lo studio, la matematica e la fisica venivano descritte come minacce per la grazia, la maternità, le virtù domestiche, e questa dicotomia ragione, emozione, sfera pubblica, sfera privata, alimentava una credenza diffusa che il genere femminile fosse più portato per la letteratura, la musica, non certo per quelle che erano le scienze che contavano e che servivano a governare l'ambito economico, l'ambito politico e quello culturale. Ecco. Le donne però c'erano nel mondo della scienza e questo è un libro molto interessante in cui questa autrice ricostruisce la vita di Marie-Anne Pauls Lavoisier, che non era nient'altro, vedete come dice, segretaria della chimica, della nuova chimica. La Pauls Lavoisier è la moglie di Lavoisier, dunque la figura da cui origina la chimica moderna, e non soltanto lei è sua partner, come gli studi e le ricerche storiche hanno mostrato, e Francesca Antonelli appunto ha recuperato in questo libro, non soltanto gran parte del lavoro che veniva fatto in questo atelier domestico, perché molto spesso questi studi erano degli atelier domestici, e lo cominciamo a capire da questa ricerca, non soltanto lei ha partecipato attivamente alle ricerche, alla sperimentazione di Lavoisier, ma ha anche gestito la costruzione della figura pubblica nel pantheon culturale delle scienze di Lavoisier. Era lei che aveva il suo archivio, era lei che ha deciso che cosa di lui bisognava raccontare per costruire la figura pubblica di questo grande scienziato. Cos'è questo? Come si chiama questa condizione per cui il lavoro di ricerca e le scoperte scientifiche realizzate da donne da sole o da donne insieme a degli uomini vengono sistematicamente sminuite, ignorate o attribuite in toto ai colleghi maschi, che in questo caso sono anche il loro partner, in molti casi, non in tutti. Si chiama effetto Matilda, e questo è l'effetto Matilda, cioè il pregiudizio per cui il lavoro di ricerca delle donne che si compie insieme agli uomini viene, come dire, dimenticato o convogliato nel lavoro dei più importanti partner, diciamo così, di queste donne. Ce ne sono molti di casi. Qui vi ho messo dei libri che servono a dire anche che non sempre la storia arriva prima, molto spesso anche
anche, diciamo, la letteratura. Questi sono tutti dei romanzi, sono dei romanzi storici che hanno, come ultimamente accade proprio nel mercato editoriale, coprono quello che gli storici accademici forse non sono riusciti a comunicare così bene e coprono, diciamo, una fetta di mercato molto importante, ma sono romanzi che hanno una solidissima base documentaria, che raccontano la storia di Mileva Maric, la prima moglie di Einstein, ma lì abbiamo anche molti documenti, le lettere di Einstein sono online, alcune scambiate con lei, con Mileva Maric, sono anche state pubblicate un volume divulgativo in inglese che si intitola Lettere d'amore, e lì in una di queste lettere Einstein dice alla Maric: sono talmente fortunato ad averti trovata una persona che mi sta alla pari, forte e indipendente quanto me. Questo è quello che lui dichiara forse ancora nella fase, diciamo, iniziale dell'innamoramento. Poi invece Mileva è quello che lei fa e che è testimoniato dai diari e dalle lettere, è, come dire, un lavoro completamente cancellato. Lo stesso per quanto riguarda la signora Bauhaus, che sarebbe Ise Frank, moglie di Walter Gropius, fondatore della scuola di arte e di architettura del Bauhaus, e che nella Germania degli anni 20 ha un ruolo molto importante nell'operazione culturale che il Bauhaus fa. L'ultimo invece riguarda la ragazza di Marsiglia, Rosalie Montmasson, è l'unica donna a partecipare all'impresa dei 1000, una grande protagonista del Risorgimento, che per 20 anni è stata moglie di Francesco Crispi e che è stata completamente cancellata, diciamo così, dalla storia nel momento in cui Crispi è diventato importante e famoso, non nella fase risorgimentale ma in quella successiva della formazione della nazione, ha lui stesso dimenticato, sposandosi una seconda volta e destinando in qualche modo all'oblio anche questa donna. Voi potete capire che potremmo continuare a lungo mostrando come alcuni stereotipi che riguardano molti aspetti, quasi tutti gli aspetti della relazione maschile e femminile, potrebbero appunto essere sviluppati in molte altre direzioni, ma spero che queste veloci note e spunti di riflessione possano essere stati comunque utili. Grazie. Bene, grazie Laura. Allora adesso cedo la parola alla professoressa Dattolo, Antonina, che ci appunto che interverrà sulla promozione dei modelli femminili in ambito sugli stereotipi nelle materie STEM. Grazie. Grazie Alessandra per la tua presentazione, grazie anche e soprattutto in questo momento appunto a Laura per questo, per avermi introdotto e fatto venire alla mente qualcosa che era un attimo al di fuori della presentazione, ma che voglio ricordare: due donne. Immaginate che il maggior premio, che riconoscimento internazionale per la matematica è la medaglia Fields, e è stata istituita nel 1936 e solo due donne l'hanno vinta, e abbastanza recentemente, ma questo si spiega anche proprio per quello che diceva Laura, che l'accesso a studi matematici non era una cosa per tutti e lo è diventata veramente da un tempo relativo. E le due donne sono Mariam Mirzakhani nel 2014, un'iraniana, e Marina Viazovska, che è una ucraina, e forse in questo momento anche la loro nazionalità ci dice qualcosa di importante. Bene, io ringrazio anche per l'aver introdotto il concetto di stereotipo e quindi poter partire un passo oltre, andando a parlare proprio delle STEM. Cosa sono le STEM? Le STEM, appunto, come dice l'acronimo, sono scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, e come acronimo nasce all'interno della National Science Foundation nel 2001 come definizione. In realtà prima si parlava di SMET, poi si è pensato che fosse un po' più sonoro, STEM.
Solo 5 anni dopo, quindi parliamo del 2006, viene aggiunto anche Arts. E le arti sono qualcosa di molto importante come aggiunta perché rendono un po' meno dure queste scienze, aggiungono creatività, design, linguaggi espressivi, pensiero progettuale. Quindi il passaggio non è solo terminologico, introduce una visione più ampia della formazione scientifica, in cui competenze tecniche e immaginazione progettuale si incontrano. Volevo presentare qui un paradosso che viene da due ricerche che vedete indicate lì. Il paradosso è che un numero ben il 54%, quindi un numero elevato di ragazze è interessato alle materie scientifiche, ma poi in realtà il loro interessarsi nel pratico, cioè il loro intraprendere delle carriere di carattere scientifico, vedremo molto più limitato. Quindi diciamo sono bloccate in qualche modo dal contesto sociale. Infatti i giovani sono comunque notano ecco, una mancanza di modelli femminili e quindi di role model. E quindi questi dati mostrano da un lato che appunto più della metà degli adolescenti dichiara l'interesse, dall'altra parte però continuano a percepire questi percorsi come poco adatti a sé ed il problema non è tanto l'assenza quindi di curiosità, ma la costruzione sociale della fiducia. Se una professione viene rappresentata stabilmente come maschile, se mancano modelli femminili riconoscibili, se l'orientamento scolastico arriva tardi o resta generico, la scelta STEM diventa meno probabile e anche per chi magari ne avrebbe sia l'interesse che le capacità. L'altra cosa che mi ha colpito è che i giovani che ignorano che esista un divario italiano rispetto alle STEM sono circa 2 su 3. È un dato significativo perché non aver consapevolezza di come stanno le cose, quindi dei problemi che ci sono, anche delle opportunità che ci sono, è un punto importante da andare a considerare. Prima Alessandra parlava di STEM for All, che è questo progetto che abbiamo realizzato in università. E in questo progetto avevamo alcuni obiettivi, no, che erano proprio legati al contrastare i pregiudizi, gli stereotipi. E qui voglio proprio farvi vedere il risultato, un piccolo risultato, un piccolo diciamo, invito più che altro a riflettere che viene da questo video contest che avevamo fatto tra i giovani di tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, chiedendo loro di realizzare un brevissimo video per parlare degli stereotipi di genere e anche per uno sguardo positivo. Ve lo faccio giusto vedere, sono 49 secondi. Ecco, io sono un'informatica e quando mi guardo intorno durante i consigli di dipartimento, nel mio dipartimento di scienze matematiche, informatica e fisica, incontro lo sguardo di poche donne. Ho voluto qui riportare alcuni dati, giusto perché appunto si abbia consapevolezza. Nell'area informatica siamo in 47, solo 3 donne. In area matematica siamo 27, solo 4 donne. In area fisica 6, solo una donna. E se guardo al Dipartimento, al Politecnico di Ingegneria, le cose non sono molto diverse. Vedete, in area di informatica, ingegneria dell'informazione, 20 e donne 0, ma area matematica 3 e una donna, area fisica 6 e una donna, qui siamo proprio con gli stessi numeri, in ingegneria nelle varie modalità 44 e solo 8 donne. Quindi percentuali abbastanza basse, ma in linea anche con la media nazionale. Certamente come Università di Udine mi sento di dire che la parte, diciamo,
almeno nei dipartimenti di MIF e DPA, è proprio la parte più debole, è proprio il settore dell'informatica, quindi una percentuale del 4,48%, che ci fa pensare che forse bisogna un po' lavorare in questa direzione, come stiamo ampiamente facendo, e anche con dei risultati che partono naturalmente poi dalle basi e quindi anche dall'arrivo di persone che si iscrivono a questi corsi di laurea. Voglio fare una riflessione. Ci sono tante cose di cui insomma si potrebbe parlare, però in questo momento sicuramente quello che sta cambiando un po' la modalità di rapportarsi agli altri, di pensare, di muoversi, è sicuramente l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale a cui i ragazzi soprattutto, ma non solo, ricorrono molto spesso per poter arrivare a delle conclusioni, a dei risultati, ad anche impostare le attività del quotidiano. Bene, i sistemi generativi, ChatGPT, Gemini, Claude e così via, sono tutti addestrati su grandi raccolte di dati, testi, codice, immagini, audio, video, documenti web, dati licenziati, dataset pubblici, dati prodotti e valutati sempre da esseri umani. Per esempio, ChatGPT dichiara esplicitamente che l'uso dei dati pubblicamente disponibili e licenziati è intenso naturalmente, ma non pubblica i dettagli completi su architettura, dimensione, hardware, costruzione di database, metodo di addestramento. L'AMA 3, per esempio, documenta un pre-addestramento con oltre 15 trilioni di token da fonti pubblicamente disponibili e anche una fase di fine tuning con oltre 10 milioni di esempi annotati da esseri umani. Se guardiamo al caso degli LLM, il preaddestramento consiste nell'apprendere regolarità statistiche del linguaggio. Il modello impara quindi a predire il token successivo dato un contesto. In seguito si succedono fasi di fine tuning, di instruction tuning e l'allineamento e portano ad orientare a un modello che in maniera sicura, coerente, segue un insieme di istruzioni che vengono dal mondo umano. Il punto da chiarire importante è questo: il modello non parte da una conoscenza neutra del mondo, parte da dati storicamente prodotti, selezionati, classificati e filtrati da comunità umane. E questo ci deve far ragionare, ci deve fare ragionare in maniera critica e quindi pensare anche che c'è un bias in questi dati. Quindi questi dati hanno in realtà un doppio bias. Il primo che viene proprio dalle fonti di questi dati e il secondo anche poi non è solo nei dati grezzi, può emergere nelle categorie con cui questi dati vengono descritti e negli obiettivi con cui il sistema poi viene ottimizzato. Quindi non va interpretato come semplice errore statistico, è una distorsione che può derivare da dati non rappresentativi, annotazioni parziali, categorie progettuali riduttive, metriche di valutazione inadeguate. Il National Institute of Standard and Technology nel profilo 2024 sui rischi legati proprio all'intelligenza artificiale generativa colloca il pregiudizio dannoso e omogenizzazione tra i rischi specifici o amplificati dall'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Questi sistemi infatti possono produrre danni di rappresentazione e rafforzare dei bias relativi a genere, razza, disabilità. Quindi volendo categorizzare abbiamo raccolta di dati, alcuni gruppi, lingue, professioni, stili culturali sono sovrarappresentati, altri invece sono marginali o sono assenti. Rispetto alla notazione e l'etichettatura, le etichette riflettono giudizi umani, ciò che viene classificato come professionale, autorevole, rischioso, femminile o maschile, non può incorporare, può incorporare norme sociali. Poi c'è tutta la parte di addestramento e ottimizzazione, quindi il modello impara correlazioni frequenti, anche quando tali correlazioni riflettono degli stereotipi e quindi le riproduce. E poi c'è l'allineamento, il deployment e le regole di sicurezza, i filtri, le valutazioni umane riducono alcuni rischi ma introducono ulteriori scelte normative.
E quindi diciamo una riflessione va fatta. Servirebbe riuscire a lavorare a sistemi di intelligenza artificiale in cui in maniera più trasparente si conoscessero l'origine dei dati, le categorie usate per descrivere persone e ruoli, le assunzioni implicite, le regole di trattamento e i criteri di valutazione. Uno strumento importante, che poi rappresenta un po', diciamo, il mio ambito di ricerca da sempre. Io dirigo un laboratorio che è proprio dedicato al web semantico, adattivo e sociale, potrebbe essere proprio il web semantico. Il web semantico è quella parte del web invisibile che struttura la conoscenza, andando a inserire della metaconoscenza per poter effettivamente rendere semantici quei contenuti che vengono proposti, e lo fa per esempio attraverso anche le ontologie. Però l'introduzione del web semantico è qualcosa di estremamente utile che può aiutare a dare maggiore trasparenza, non a risolvere completamente il problema. Dovrebbe rendere più visibile, più documentabile e anche discutibile quindi i bias esistenti. Interessante pensare che è nata il Consiglio d'Europa, ha cominciato a lavorare, come tutti quanti stiamo lavorando, nella direzione appunto di normare l'AI in qualche modo, e qui ho riportato un link che proprio si riferisce a questa convenzione quadro sull'intelligenza artificiale, dove è molto interessante andare a vedere quali sono i punti che vengono ritenuti importanti, con particolare attenzione proprio agli stereotipi di genere. Quindi l'abbiamo detto, l'intelligenza artificiale non è neutrale rispetto al genere. Se progettata, addestrata, utilizzata senza adeguate garanzie, può consolidare stereotipi e disuguaglianze. E la Convenzione richiede proprio questo: misure di trasparenza, responsabilità, valutazione dei rischi, non discriminazione e tutela effettiva dei diritti. E quindi è un elenco di punti chiave affinché si possano prevenire, valutare, attenuare un insieme di rischi a cui siamo sottoposti. Ecco, mi avvio verso le conclusioni. Gli stereotipi restringono, l'ha detto prima Laura, no? Bloccano, danno una forma precisa, quindi restringono ciò che appare possibile, ciò che può apparire possibile ad una persona. Quindi agiscono prima delle scelte universitarie e professionali, influenzano fiducia, aspettativa, riconoscimento e senso di appartenenza. Parlare non di STEM, ma di STEAM apre uno spazio diverso, perché lì veramente riusciamo a immaginare un mondo che si allarga e che unisce, oltre alla tecnologia, la scienza, l'ingegneria, la matematica, le arti, che servono per generare nuovi linguaggi, nuovi modelli, nuove possibilità di partecipazione. Vi lascerei con un pensiero, che superare gli stereotipi significa ampliare ciò che ciascuna persona può immaginare, scegliere e diventare. E quindi la nostra lotta contro gli stereotipi per un mondo aperto e inclusivo credo abbia un senso profondo e importante. Grazie. Bene, io ringrazio anche la professoressa Dattolo per questo interessantissimo intervento, e se ci sono domande, altrimenti insomma ci salutiamo, ringraziando appunto le professoresse Casella e Dattolo, e aspettandovi numerosi qualora insomma il ciclo venga, come immagino, verrà riproposto più avanti, insomma, su questi temi di grande interesse ed attualità. Bene, allora alla prossima. Grazie a tutti per il vostro intervento.